Ministro, il professor Doria, che mi ha molto sconvolta perché dopo avermi etichettata come pervertito, mi fa gli auguri dell'8 marzo. Se qui c'è una persona ambigua non sono io, mi sa che è il professore. Che il professore ha detto chiedo un po' scusa, eccetera, però aveva detto che era un pervertito la nostra Luxuria. Ecco, io so che Libero è un giornale politicamente scorretto, che fa dei titoli molto forti. Che pensi di questa storia? Ma intanto penso che il termine pervertito personalmente non l'avrei mai usato, perché non capisco dove sia la perversione. Luxuria fa quello che vuole, una signora, a me cosa vuoi che mi importi di quello che ha fatto e di quello che fa? Ciascuno di noi è responsabile dei propri gesti, della propria vita, non ci vedo nulla di male in quello che ha fatto la signora Luxuria o signor Luxuria, poi questi sono dettagli ininfluenti. Il professore si è lasciato non è proprio un dettaglio, ha detto se io la chiamo signor Feltri o signora Feltri non è esattamente la stessa cosa, non è proprio un dettaglio. Questo è evidente. Beh, però, insomma, io non ho ancora ben capito se lei è un signore o una signora, quindi mi permetto, lo dico senza offesa, cioè non credo di avere anch'io offeso lei per questa questione no, solo così detto che non è un dettaglio, ho detto, non è un dettaglio. Sì, no, per me è un dettaglio, a me non me ne frega niente se lei è maschio o femmina o cosa del genere, a me non mi importa niente, lei fa quello che vuole, io la rispetto profondamente, credo anche che noi ci siamo anche conosciuti in qualche circostanza, non credo di essermi comportato male con lei, diciamolo, né mai lo farei. Né mai lo farei. Sto criticando il professore che ha usato un termine inadeguato per definire la sua situazione, quindi io sono dalla sua parte, poi per il resto non me ne frega niente, ma cosa vuole che me ne freghi a me se un maschio diventa femmina o una femmina diventa maschio, non ci trovo niente di strano, a me non me ne frega un cavolo. Quindi io non posso neanche rispondere, il mio sarà anche un giornale politicamente scorretto, ma non mi sono mai occupato né di trans né di cose di questo tipo, che non mi importano, ognuno fa quello che vuole nella vita. Io compreso però, posso essere anche politicamente scorretto e voglio che mi si consenta di esserlo senza rompermi le scatole, come invece mi sta succedendo da molti anni. Ecco, ma infatti quando io dico che c'è molta ipocrisia, no? In tanti, questo politicamente scorretto a te dà molto fastidio? Cioè tu dici io ho la libertà di fare i titoli che voglio, di dire quello che voglio perché c'è libertà assoluta. Anche questa estrema ipocrisia ti dà fastidio o no? Oppure questo ribadisci? Che mi dà noia. No, mi dà molto fastidio che ormai si faccia la guerra alle parole. Praticamente io ho potuto notare che per esempio l'ordine dei giornalisti, che è naturalmente composto da una commissione, se dovesse incontrare per strada Devoto e Oli, li uccidono, perché fanno la guerra al dizionario, non si può più parlare come si parlava una volta, in termini correnti. Ormai siamo diventati tutti, ma è talmente assurdo, non si può più dire negri, bisogna dire neri. Poi se trovi un negretto non lo puoi chiamare negretto, lo devi chiamare nerino. Cioè siamo arrivati all'assurdo, quindi questa mania di voler correggere il dizionario è una follia, è una stupidaggine, ognuno dica quello che vuole, basta che non si offenda nessuno, basta che non si scada diciamo nell'insulto, per il resto tutto dovrebbe essere consentito. Però tu tempo fa avevi scritto Ricchioni, te lo ricordi l'editoriale, avevi scritto... perché? Perché molti si sono offesi, Ho detto Frocci. A me dispiace che si offendano, perché se tu uno lo chiami gay con un termine in inglese, io non parlo inglese, parlo in italiano, no? E poi omosessuale è un termine medico, quindi io parlo come parla la gente, normale, che dice Froci, Ricchioni... Però direttore, ma dov'è la gente normale però, no, la gente... No, scusi direttore, la gente normale non dice calcolatore... Aspetta un attimo.
fammi chiudere il ragionamento. Chiuda. Io dico che se uno lo chiami gay o lo chiami ricchione, poi non cambia le sue abitudini, rimane sempre uno che quando fa la pipì la fa seduto. Dov'è il problema? Ma dov'è il problema? Ma chi se ne frega dei termini? Ognuno usa il linguaggio che usa a casa, che usa al bar. No, allora intanto Ma stiamo scherzando? No, intanto precisiamo una cosa, che i gay sono come tutti gli altri uomini, quindi se la vogliono fare in piedi la fanno in piedi, magari evitando di sporcare se possibile, ma se la vogliono fare seduta, che siano etero o gay, la fanno seduta. Quindi non dipende dall'orientamento sessuale, direttore. Poi... Ma dai, direttore, capisco questo... Allora, il purismo accademico, tutto quello che vogliamo, però oggi gli italiani, per dire computer, non usano la parola calcolatore, perché esiste la parola computer. Ma lui usa dei paradossi, usa i paradossi di Feltri, no? Lui usare la parola gay al posto di frocio, anche perché frocio viene dal latino, clappus, che vuol dire molliccio. La porto io in discoteca e ne farò conoscere un sacco di gay tutti muscolosi e palestrati, sa? Glieli faccio conoscere? Ma chi se ne frega? Ma non me ne frega niente bene, così allargherebbe niente. la sua mentalità, ecco. Adesso le faccio... lei deve restringere la sua mentalità sulla lingua italiana senza dire delle stupidaggini di questo tipo. Direttore... Modificare la lingua non significa modificare la realtà, significa soltanto adeguarsi a una moda. Ormai tutti dicono spending review invece che riduzione della spesa. Una parola è offensiva, l'altra parola non lo è un po' diverso. Allora, un attimo, Ferrario e Santanchè. Ma perché offensiva? Un attimo. Ma perché offensiva? Perché la parola ricchione, la parola frocio, ce la siamo sentita dire troppe volte, anche quando eravamo adolescenti, e per queste parole, direttore, tanti ragazzi hanno anche tentato il suicidio. Ha capito perché non si devono usare queste parole? E lei, dal basso del suo egoismo e dalla sua posizione, si permette il lusso di usare il suo giornale come cassa di riverbero per gli insulti che non si fanno né per i neri né per i gay e né per le donne. Impari il rispetto, direttore, ma io non ho anche con le parole. Nessuno. È lei che sta insultando il buonsenso. Io sto semplicemente dicendo che noi dobbiamo parlare come parliamo a casa, come parliamo al bar, e non c'è bisogno di ricorrere a dei termini sofisticati in inglese quando l'italiano è assolutamente completo. Non fate finta di nulla. Un attimo, sentiamo Tiziana Ferrario, direttore La Santanchè. Un attimo, Tiziana Ferrario. Prego. No, cosa, dai. 30 anni fa Richard White ha scritto un libro, un nero, che era Ragazzo Negro, un bellissimo libro che io ho letto quando avevo 20 anni. Come mai 30 anni, 50 anni fa non era un reato fare un libro pubblicato da Einaudi che si chiamava Ragazzo Negro, e oggi se io dico negro vengo inquisito? Ma cosa le costa dire nero invece di negro? Che cosa le costa? Fate la guerra alle parole, fate la guerra a Devoto Oli. Bisogna stare molto attenti a come si usano le parole. Le parole evolvono, il linguaggio evolve, quindi quello che magari 50 anni fa poteva andare bene oggi non va più bene, perché cambia la sensibilità delle persone. Santanchè, io trovo che della sinistra, non c'entra niente. Ma non è un problema né di destra né di sinistra. Sentiamo Daniela Santanchè, per cortesia. Daniela Santanchè, prego. La lingua italiana, a differenza di altre, non ha nemmeno il neutro, perché ha il femminile o il maschile, ed uguale per noi esseri umani. Chi ha il pisello un uomo, chi ha la vulva è una femmina, punto. E di lì partiamo, perché questa cultura gender sta misticando quella che è la nostra natura, Daniela, non ho capito non una negoziabili. Dal genere maschile e femminile, non il neutro. Partiamo anche noi da esseri umani, che c'è il maschio e c'è la femmina. Poi a me luxuria, se vuole fare la donna, benissimo,
ma per me rimane un maschio. Mi sembra un concetto così elementare che non riesco a capire cosa c'è di male. E se non volesse rimanere un maschio si opera e si trasforma se ha voglia di farlo. Altrimenti questo è. Io non ci peccato, guardi, senatrice, a cambiare quella che è la natura. Peccato la che natura è questa. Poi si mette le gonne, il rossetto, le parrucche, tutto quello che vuole. Posso rispondere? Che per me va benissimo, Io sono perché ognuno faccia quello che vuole. Peccato che non esiste anche l'invito a poter operare qualcuno di mentalità, perché sarebbe una grande cosa questo, sai? Uno direbbe, le auguro di poter fare un'operazione per cambiare la mentalità. Guardi, ma io sono contenta della mia. Io sono contenta, sono una per le libertà di tutti, lo ripeto per un'altra volta, qui non si tratta né di transfobia né di... Si tratta di egoismo. Per fortuna ci sono delle persone che mi rispettano per quello che sono, mi declinano al femminile, mi considerano per quello che sono, tra cui tantissime persone di destra che non userebbero questo linguaggio. Direttore Feltri, si tratta semplicemente di rispettare, perché lei è nata donna, lei è nata femmina, lei rispetti qualcosa che si chiama identità di genere. Io mi sono sempre sentita così, se lei non mi vuole considerare così, me ne farò una ragione, e a differenza di altri, e poi ognuno faccia quello che vuole, una ragione, sopravviverò anche a lei. Faccio una cosa, Santanchè, faccio una cosa, lei ha suo figlio che vive a Londra? Suo figlio sta a Londra, ecco. Lo frequenti un po' di più suo figlio, lo capisca un po' di più, vada a Londra e frequenti un po' quella città che è molto moderna, perché ultimamente si sta un po' impolverando, quindi frequentando una città con suo figlio vedrà. Feltri, un attimo, fermi, voglio sentire Feltri, direttore, esca dal Medioevo, senatrice. Feltri, hai ascoltato, direttore, questo scontro tra le due identità? Prego, due posizioni diverse. Quello che è. Sì. Prego, perché Feltri. Non è che possiamo raccontare tutte le balle del mondo. Ma secondo me ha ragione la signora Santanchè, che dice che non si può più dire neanche zingari. Poi però andiamo a votare per le primarie del PD e votiamo per Zingaretti. Zingaretti è come Negretti, noi non potremmo neanche più chiamare Zingaretti. Ma vi rendete conto quanto siete cretini a fare la guerra alle parole? Io non lo so, Massimo, siamo ormai nel teatro, è ridicolo. Allora, siamo in pieno, è una pièce teatrale, è una pièce teatrale, come dice Tiziana Ferrario sottovoce. Sui social, nella mia vita. Nella mia vita personale, io sono stata continuamente appellata dagli uomini sei lesbica perché non hai mai provato l'attrezzo. È stato un continuo. Scusi, ma mi lasci terminare. Mi insultano lo stesso. Ma cosa? ma non è che lei non l'ha mai subito, ma di che cosa parla? Ma che cosa ne sa? Ma cosa ne sa nella vita quando ti vengono a dire continuamente perché sei lesbica perché non hai provato mai che cosa è? Ma fammelo, come lo devo chiamare? Ma che cosa è ogni giorno? Ma perché quando ti dicono che sei un maschio mancato? Che devi provare lesbiche? Perché le donne in generale non sono insultate. Ma che cosa ne sa? Lei di che cosa parla? Ma di cosa parla? Ma è esaltata, lei è esaltata. Ma sei esaltata. Si prende la camomilla. Perché voglio dire, le donne insultate. E guardate la tolleranza. Ma com'è tollerante lei da anni che si batte per le discriminazioni? Ma che bello esempio di tolleranza! Un attimo, Imma, luxuria poi...